Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura tentata violenza sessuale alla scogliera di Aci Castello, nel Catanese. Una donna di 57 anni sarebbe stata sorpresa da un uomo che completamente nudo l'avrebbe scaraventata a terra gettandosi su di lei e provando a toglierle il costume. La vittima di tutta risposta l'avrebbe colpito con un sasso. Decisiva per salvarla dalla foga dello stupratore la chiamata di un cittadino al 112. 30 anni di reclusione e la richiesta di condanna della Procura di Catania per Martina Patti, la 25enne responsabile dell'omicidio della figlia Elena Del Pozzo, di quasi 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno 2022 e seppellita in un campo vicino casa a Mascalucia. Martina ha confessato il delitto ma non ha mai spiegato il movente. Denunciati 7 soggetti a Comiso, protagonisti di una furiosa rissa nei pressi di un mini market. I gestori hanno riferito agli agenti di essere stati aggrediti per futili motivi con una mazza da baseball. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno incastrato i responsabili inchiodandoli alle loro responsabilità. Al via un biglietto unico cumulativo denominato La Sicilia dei Templi per visitare i 3 principali parchi archeologici della Sicilia occidentale e il Museo Salinas di Palermo, un'occasione per risparmiare, scoprire e mettere a confronto 4 tra i più bei siti siciliani che prevedono un cartellone estivo ricco di spettacoli e mostre. E in chiusura il meteo, domani in Sicilia tornano le piogge, l'anticiclone Minosse ormai sembra essere quasi del tutto un lontano ricordo. La Protezione Civile regionale ha comunicato però allerta gialla solo su Trapani e Agrigento. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.